porta gentilmente. Volete Massa? Mi volete o no? Se no me ne vuole. Brava la Virtus, brava, ha giocato una partita matura, una squadra solida e questo l'aveva dimostrato per lunghi periodi, poi aveva avuto un paio di battute d'arresto, una però secondo me è una squadra molto forte, cioè in caso con Milano si può perdere, invece oggi è una partita molto solida, molto matura, quindi secondo me ci sono grandi meriti dei vincitori. I demeriti degli sconfitti secondo me stanno nella poca energia, siamo stati veramente dominati al rimbalzo, sapevamo che era il capoverso numero uno del game plan e invece i nostri avversari ci hanno sotterrato da quel punto di vista. Quando hai tante seconde occasioni, quando dimostri in campo di avere un livello energetico superiore, di solito vinci, quindi la Virtus ha vinto meritatamente. L'unico piccolo rammarico è che quando siamo arrivati vicini abbiamo avuto 3 possessi offensivi con un tiro aperto e due situazioni in contropiede e non ne abbiamo capitalizzato neanche uno, lì probabilmente abbiamo rafforzato le certezze che già i nostri avversari avevano, hanno dato l'ultimo strattore e sono scappati via, però secondo me c'è tanto merito di chi ha vinto nella partita di stasera. È stato velocissimo. Troppo. Avete domande? Per l'assenza di Guz avete pensato a qualche possibile ricambio, semplicemente coprirete il buco come oggi lanciando Serel? Copriremo il buco come oggi. Ok. E quanto alla partita un po' negativa del play Brown, che è stato l'altro americano a mancare alla fine. Non ha segnato, ha avuto anche tiri aperti, lui di solito quelli li mette, stasera non ha segnato, capita, secondo me ci sono anche delle cose positive da prendere da questa gara, il rientro di 2 giocatori che hanno avuto problematiche fisiche molto importanti ed erano forse alla prima partita in condizioni fisiche, non dico ottimali ma buone, e devo dire che sia Borisov dal punto di vista realizzativo che Fulz dal punto di vista costruttivo hanno fatto bene, questo mi fa ben sperare. Sono loro i giocatori insieme a Bruno Cerella, che ha giocato menomato da un problema muscolare al polpaccio, che dovranno darci la spinta per permetterci di sostituire l'assenza della guardia americana che è andata via. Quindi queste sono le indicazioni positive. Mi dispiace aver avuto la sensazione al primo tempo che ci abbiamo creduto un po' poco, che siamo venuti un po' troppo in punta di piedi pensando di trovare il drago che ci avrebbe sbranato. Invece devi venire con la testa libera, con la voglia di sfidare degli avversari che sono anche superiori a te. Secondo me nel primo tempo questo l'abbiamo avuto poco. Nella ripresa siamo stati secondo me più intraprendenti, poi tecnicamente prima non siamo riusciti a riagganciarli e poi devo dire che loro hanno avuto tanti meriti nello strappo finale, ripeto, la squadra molto solida e matura. Altre domande? Grazie, buonasera. Grazie mille.